Benvenute e benvenuti, è un piacere ovviamente accogliere Valerio Mastandrea, che come vedete è di casa qui, ovviamente ci fa grande piacere che sia tornato, è come dice giustamente in giro con un tour densissimo, quindi grazie per essere qua con noi. Abbiamo il compito di piacevole introdurre la proiezione di Nonostante, il film era a Venezia, è stato accolto con ottimi favori, anche in sala. Che non vuol dire, Che non vuol dire, il festival è spesso complicato. No, non vuol dire che ottimi favori al festival possa piacere a lui. Ah, metti le mani avanti. Cioè lui sta alzando l'aspettativa su più fronti, sia quello qualitativo che critico, quindi io abbasserò tutto, così vedete il film liberi. Avete visto prima un piccolo trailer di un film che daremo al festival, che si chiama Wanting Air, sabato sera, una grande storia d'amore. Perché? Perché il film che state per vedere è una storia d'amore. Sì. Nonostante, perché? Da dove viene questo titolo? Perché non ne erano state fatte di belle, allora abbiamo detto facciamola noi. Nonostante le altre. Una bella storia d'amore che rimanga. Non lo so perché ci è presa così, nel senso mi andava, insomma il mio secondo film da regista, non so che regista sono, comincio a capire che se mai dovessi continuare farò sempre film che un po' mi riguardano, perché metto in campo delle tematiche con cui magari devo fare i conti io, senza ricattare nessuno. Ecco, questo è importante quando si fa un film, di non ricattare lo spettatore mai, e io penso che qua non solo non vi abbiamo ricattato, ma insomma abbiamo anche usato un po' con estrema libertà, abbiamo infranto un po' di regole che poi mi dispiace non poterne parlare dopo, ma devo tornare a casa che se no mi trovo tutto fuori la porta. E abbiamo provato a fare una storia d'amore molto classica, quasi banale, dentro un contesto meno banale, che però ci serviva era come se fosse un territorio, una terra di nessuno, dove le emozioni, il contatto con gli incontri, la relazione è vissuta in maniera autentica, e perché nonostante non è solo un avverbio, per noi è anche per me è un sostantivo, cioè io nonostante mi diverto a pensare che sono una tipologia di persone di cui credo che facciamo tutti parte, che sono quelli che poi di fronte alle grandi cose della vita, belle o brutte, soprattutto le belle, non hanno paura di buttarsi, anche perché le cose belle fanno paura anche quelle ogni tanto, no? La felicità fa paura, soprattutto quando ti innamori di qualcuno che non conosci e non sai perché. E quindi questo è un film dedicato a quel tipo di persone, cioè, ripeto, spero a tutti, perché io ci credo che siamo tutti un po' così, poi a parte te. Poi magari no, nel senso, poi magari uno nella vita fa un percorso d'accettazione di quell'aspetto lì e altri non ci riescono, tipo te. Condurremo Striscia la Notizia fra 2 anni, ve lo volevo dire. È così. Perché i testi ci vengono proprio naturali, vero? Nonostante tutto. Continui a fare battute, bene. Va bene, dai. Senti, il film ha una scrittura lunga, nel senso che viene da un periodo, anche l'hai scritto durante la pandemia, hai cominciato almeno, no? Questa idea è legata a questa... No. No. Sai, quelli sono 2 anni più o meno che poi valgono meno, forse, o valgono di più, non lo so. Sicuramente condizionano quando diciamo 10 anni fa, 7 anni fa, perché è come se quei 2 anni fossero, ripeto, o valgono tanto o valgono niente. Noi nella scrittura lì, giusto il tempo di esserci messi a distanza per lavorare, ci siamo fermati, non abbiamo più lavorato, anche se potevamo lavorare da casa, però no, non ha influenzato quello che volevamo raccontare, sicuramente no. Ha influenzato la lavorazione, cioè il finanziamento del film, la costruzione, è stato un film lungo. C'è un'ambientazione molto particolare, ovviamente il pubblico l'accoglierà subito, però rispetto alle cose che stai dicendo c'è un motivo, perché scegli questo luogo e che cos'è davvero questo luogo, perché non mi risulta... Non ho riscontri visivi di averlo visto a Roma, eccetera, eccetera. Ah, proprio la location, dici? No, tutte e 2 le cose. Dov'è? Ma l'ho detto, noi volevamo impiantare una storia semplice, d'amore semplice, in un contesto un po' inventato, simbolo di qualcosa. Però non voglio suggerire troppo, perché poi spesso mi accorgo che la gente riesce anche a ricevere quell'aspetto molto di più della storia d'amore, quindi non vorrei influenzare nessuno. Certo è che il tentativo di giocare col pubblico e di seminare e di settare il film in maniera così, per capire, per cercare di far stare subito il pubblico al gioco, è stata la grossa sfida del film.
è pieno di sfide sto film, non perché siamo dei geni avanguardisti, perché forse è un film che ci sarebbe piaciuto vedere, ecco, forse. Lo scopriremo fra qualche anno. Ti faccio una domanda che non ti hanno mai fatto, soprattutto in questa tournée. Com'è recitare e girare insieme? Va bene. Puoi andare, poi ti chiamo io quando ho finito. Infatti, ok. Mi dispiace che capita proprio dopo 30 giorni lui, quindi viene giustamente... Guarda, com'è? Non lo so, io pensavo peggio. Invece cercare le persone giuste con cui avevo lavorato tanto come attore, figure professionali di riferimento su un set che sono fondamentali, dall'aiuto regista alla segretaria di edizione. Diciamo che la lavorazione non è stata difficile, è stato complicato montare, perché poi al montaggio tu hai davanti le facce degli attori per 10 ore al giorno, io avevo davanti la mia faccia, il mio modo di essere attore che conosco perfettamente, quindi conosco i punti deboli, le qualità, quindi odiavo le qualità e esaltavo i punti deboli per sabotarmi continuamente. Quindi è stato un lavoro quasi, ha sfiorato lo psicodramma, diciamo. Quando sei venuto qua quest'estate ci hai detto che stavi lavorando ancora sul film. Il film è cambiato rispetto anche alla prima veneziana? Sì. Faccio un'altra domanda secca, sì o no? È cambiato sul finale, volete che ve lo racconto così? Ecco. Sì. Era una cosa che volevo fare durante tutta la lavorazione in Moviola, non ci sono mai riuscito. Quando il film è finito, l'ho visto finito, confezionato e comunque dato al pubblico, mi sono forse staccato un po' e ho provato a fare, non da solo, ho chiesto, insomma, mi sono confrontato e mi dispiace poi non potervi dire e sapere se l'avreste preferito oppure no. Tu sai di cosa parliamo? Io so di cosa tu hai visto adesso racconto tutto il No, finale. nel senso, perché se qualcuno te lo chiedesse, dubito, ma sapresti rispondere. Guarda, vabbè. Io mi fermo dopo e racconto il finale alternativo, che era chiaramente meglio. Non è alternativo, adesso... c'era una cosa in più. C'era una cosa in più. Adesso loro penseranno solo a questo. No, dimenticate, andate nel film. A parte gli scherzi, mi sembra molto interessante questa cosa, perché il film è vivo e vive anche con gli spettatori, quindi l'hai modificato dopo una prima importante. Ti chiedo una cosa a fine di una tournée intensa che continua. Com'è incontrare il pubblico? Com'è andata con questo film? Perché la storia, io ho la sensazione che appartenga e che sia la sua grande forza a ciascuno di noi. Com'è andata col dialogo, con le persone che trovi in sala? Non ne ho fatti tanti di incontri dopo la proiezione, tipo una decina su 30 presentazioni, quindi, però mi sembra che l'obiettivo di quando uno fa un film, cioè di regalare, no, perché poi voi pagate, però donare il film, donare in senso figurato il film agli altri perché gli altri lo vivano e lo interpretino è il motivo per cui uno fa questo mestiere. Mi sembra che non lasci indifferente nessuno, nel bene e nel male, e questa mi sembra una cosa che se un film fa... Io ho odiato dei film 2 ore, poi però sono uscito che commosso, insultando il film, ma lo insultavo perché mi aveva commosso forse, quindi aveva fatto quello che doveva fare. Quindi questo trovo un po'. Poi, ripeto, mi dispiace poi parlare prima. Certo. Vabbè, c'è un aereo, che devo fare? Senti, ci dici qualcosa sulla produzione, prodotto con Valeria Golino, e anche sul cast? C'è Laura Morante, c'è un cast... Tutti hanno accettato subito il tuo invito, nessuno voleva più produrti e lavorare con te? È un augurio che mi stai facendo? Nonostante tutto. No. Io sono andato da Valeria Golino e da Viola, che è la sua socia, perché sapevo che Valeria, che per me è un punto di riferimento artistico enorme, perché è una regista meravigliosa ed è un'attrice meravigliosa, insomma è una che è veramente una grande maestra. Sapevo che se il film non le fosse piaciuto in lettura me l'avrebbe detto, e invece vederla coinvolta e appassionata mi ha confortato e mi ha fatto capire che stavamo sulla strada giusta. Viola, che è la sua socia, è una donna molto pratica, una produttrice vecchie maniere che ha molto chiaro, diciamo, l'equilibrio strutturale della produzione, quindi è una che non spreca nulla e non presta il fianco ai capricci di un regista. Io non credo di averli fatti. Il cast, io ho interpretato il personaggio un po' per pigrizia, perché non volevo trasferire tutto il mondo che questo personaggio, scrivendo, sentivo mio. Ho detto no, non ce la faccio a comunicare, e mi sono messo in scena io, però mi sono complicato la cosa cercando un'attrice straniera perché volevo essere sorpreso, diciamo,
da una serie di cose, non che con le mie colleghe non lo possa essere, però Dolores era un pallino mio, proprio ero innamoratissimo di lei come attrice perché l'avevo vista a un festival di Torino, era meravigliosa, gli ho mandato il copione e lei c'è cascata, come diciamo, e va bene. Gli altri invece sapevo che a parte Montanini, che è stata una scelta di cui potremmo parlare dopo, prima no, però Laura e Lino insomma sono stati. Lino è un po' un attore, è l'attore che per certi aspetti mi piacerebbe essere, e Laura in questa figura che poi vedrete mi sembrava perfetta. Nessuno è stato costretto a fare il film, ecco, nessuno è stato maltrattato, maltrattati nessuno, la scritta c'è finale. scritto alla fine, il cast non è stato soggetto a maltrattamenti. Arriva nel finale, non credo sia uno spoiler, c'è una dedica del film, che siccome sei qua, se vuoi dirci di questa dedica, per un attimo, perché qualcuno avrà un punto di domanda su chi è questa persona che porta il tuo cognome. Chi è? Uno vede le date, fa 2 più 2. Non è detto, sai. Sì, perché è molto giovane, è vero. Sì, è una dedica a mio padre che ritengo essere stato uno dei nonostante per antonomasia, e quindi anche nelle scelte, cioè è uno che ha fatto le scelte in funzione, anche le più tragiche, in funzione della spinta verso i sentimenti, verso la complessità delle passioni, e quindi mi sembrava giusto dedicarglielo e riconoscere così, anche perché i film servono anche a questo, non a farne un uso personale, però a mettere delle cosette che magari fanno bene anche per elaborare delle perdite, capito? Ma vogliamo chiudere con questa cosa triste? No, perché? No, assolutamente, scherzo. No, una cosa sentita, triste no. Ti chiedo una cosa, allora, può essere un po' più allegra, c'è molta musica nel film, ci sono canzoni, la scelta è tutta tua, sono tue passioni musicali, sono cose legate alla tua... No, tu dirai, anche no, uno a messo Brescia della musica. Mi ha fatto lo stesso, gli ho detto perché non mi reputi all'altezza di quelle scelte? Hai un mezzo della musica che non mi piace, può essere la risposta tua. No, quella che avevamo concordato. Mettere la musica è una delle cose che ritengo ancora più complesse, nelle quali mi sono trovato in queste 2 esperienze di regia, perché il fuoco del film sacrifica, è prioritario su tutto, quindi se c'è un pezzo bellissimo che ci sta benissimo ma poi dura poco oppure dura troppo e rovina la scena, lo devi levare, quindi è tutta una questione di equilibrio e di priorità. Io ho tagliato tanto in questo film e le musiche, però penso che alla fine nell'economia del racconto e dell'ora e 24, che ci tengo, nel senso avete poi il pomeriggio libero, questo è fondamentale, me lo insegnava Mattia Torre, di scrivere le cose che durano un'ora, così la gente anche se rimane amareggiata dice vabbè però un'ora dai. È andata. Pensa che mente malata, no? Perché poi lo diceva per se stesso, perché lui diceva io vado a teatro un'oretta, reggo, dopo anche se è bello comunque è durato troppo, capito? Quindi penso che nell'economia del film alla fine la scelta musicale sia equilibrata, spero. Allora, quando sei venuto qua quest'estate abbiamo tentato di regalarti una maglietta della Lazio e dentro invece c'era una Cinema Zero Card, una borsa nostra. Nonostante questo sei tornato, sei tornato, noi ti siamo molto molto grati di questa cosa, e Valerio Mastandrea per noi rappresenta molto, perché anche in un film come questo si è messo a confronto con produzione, montatori, attori, con generosità, potrebbe magari fare anche a meno per la carriera che ha. Ogni volta che torna, per me personalmente, ma credo sarà anche per voi, è qualcosa di molto generoso. Il suo cinema è un cinema di cui oggi abbiamo bisogno, sia come attore che come regista. Ti sono veramente molto grato, ci sono anche degli spiriti che entrano per dirti questa cosa. C'è un trapianto, cosa c'è? Nonostante questo... Cos'era? No, ma continua poi. È bello perché... venga fuori quello che ha rubato il microfono. No, sottolineava che le 2 parole erano assolutamente artificiali, non erano spontanee. Allora, per la maglietta del Lazio possiamo metterci d'accordo. Va bene, taglia XL è diventata da quest'estate. Grazie, buona visione. Grazie buona visione, buon divertimento. Grazie mille.